Ignorare i numeri perché in questa disciplina dicono tanto ma non tutto. Ignorare la storia perché nello sport è fatta per essere riscritta. E ignorare la classifica perché a novembre è relativa. È quello che avranno detto Silvio Roccia e Antonelli alle proprie squadre, perché ai veneti serve coraggio e ai campani molta attenzione. Dal Pala Cicogna di Ponzano Veneto, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Came Treviso Feldi Eboli, 10ª giornata del campionato di Serie A di futsal. Saluti di rito a centrocampo tra le due squadre che, come abbiamo anticipato nella nostra introduzione, arrivano a questa sfida con stati d'animo, convinzioni, anche obiettivi profondamente diversi. La Feldi Eboli è terza a -1 dalla coppia Sala Consilina Meta Catania. La Came Treviso invece è quart'ultima a +3 dall'ultimo posto. La Feldi ha il miglior attacco, mentre la Came Treviso sta faticando molto a livello di gol segnati. Sembrerebbe il classico Davide contro Golia. Vedremo se il parquet di Ponzano Veneto confermerà oppure ribalterà completamente i pronostici. Came Treviso che viene dalla sconfitta molto amara per 2-1 contro la Pirossigeno Cosenza, terzo KO nelle ultime 4 giornate. La Feldi Eboli viene dalla vittoria per 5-1 contro la Fortitudo Pomezia. Si attende solo l'ok del direttore di gara, che è Andrea Saggese della sezione di Rovereto, l'arbitro 1, Simone Zanfino della sezione di Agropoli, l'arbitro 2, il cronometrista Giacomo Voltarella della sezione di Treviso. È iniziata al Pala Cicogna di Ponzano Veneto. Sutton, suolata per il mancino di Donin Flipper e la sblocca subito Giapa Vieira. Come settimana scorsa si fa trovare prontissimo sul secondo palo. 7 gol nelle ultime 6 partite e 7 reti con questa maglia alla Feldi. 1-0. Si è già sbloccata la partita dopo 15 secondi. Ha segnato Giapa Vieira. Vediamo quale sarà la reazione della Feldi Eboli. Partenza lanciata della squadra di Silvio Roccia, che se aveva bisogno di un episodio anche per il morale sicuramente l'ha trovato, e non poteva essere migliore di così l'impatto alla gara da parte dei veneti. Inquadrato proprio il capitano Giapa Vieira, che fa 8 in campionato. Fallo laterale per la Feldi Eboli. Matteus, il nuovo arrivato. Lancio lungo, non ci sono maglie bianche. La Came scaraventa il pallone direttamente nella metà campo della Feldi. Matteus sulla linea di centrocampo, apre a sinistra. Chance per la Feldi con il salvataggio di Pietrangelo. Inquadrato l'estremo difensore della Came Treviso, 7ª stagione con questa maglia, anche 2 gol. Calderolli sulla sua verticale, non si può chiudere il triangolo, rimane in avanti la squadra di Antonelli, che si complica un po' la vita e regala il fallo laterale alla Came Treviso.
Imbucata, imprecisa però per Giappa Vieira, parte di Donin. Kame che oggi deve fare a meno per squalifica di Antoniazzi, espulso contro la Pirossigeno Cosenza. Pietrangelo in presa, Feldi che invece deve fare a meno di Ghi, infortunato ormai da diverse settimane. Sutton sulla linea di fondo, non può calciare, alla fine Di Stanio riesce ad arpionare il pallone. Calderolli sbaglia nel tentativo di destro-sinistro. Giappa Vieira di forza, poi chiede un calcio di rigore. Arriva al fischio, ma è calcio di punizione, non calcio di rigore. Dicevamo delle statistiche in apertura di gara. Feldi Eboli, miglior attacco. Kame ci correggiamo, non sta faticando in fase offensiva, sta faticando in fase difensiva, è la peggior difesa. Conclusione, respinta, Giappa Vieira subito a ringhiare. Poi cerca di girarsi, ma non ci riesce. Azzoni. Sutton, morbido per la conclusione al volo di Azzoni, imprecisa, che termina sul fondo. Passati 2 minuti e 10 di tempo effettivo qui al Palacicogna di Ponzano Veneto. Avanti la Kame, Matteus, all'indietro Calderolli, a sinistra si fa vedere in zona centrale Matteus, ottima la sua imboccata di prima. Poi Donin capisce in anticipo le intenzioni degli avversari e si accontenta del fallo laterale. Battuto all'indietro, Azzoni, Donin, Sutton morbido verso Azzoni, almeno questa era l'intenzione. C'è l'intervento da parte di Matteus con il pallone che scivola oltre la linea laterale. Giappa Vieira si appoggia a destra, poi va a occupare subito l'area di rigore della Feldi. Sutton, l'1 contro 1 con Calderolli, lato lato Donin, anche lui punta l'uomo. A sinistra Sutton, Donin prova il tiro cross, intercettato. Giappa Vieira a lottare, Azzoni, ancora Giappa Vieira, fermato il numero 12 della Kame Treviso. 187 gol con questa maglia prima di stasera, 188 con la rete segnata in avvio. Pietrangelo, lancio lungo, Di Stanio costretto a uscire. Giappa Vieira, Donin, Sutton centrale, gli è rimasto un po' sotto il pallone. Lavrendi, accenna un blocco il numero 8, è un 3 contro 2, chance per la Feldi con Calderolli che si divora l'occasione. Si dispera il numero 11 Fabrizio Calderolli, brasiliano naturalizzato italiano, in cerca del 50° gol con la Feldi Eboli, che ha già segnato 7 reti alla Kame, 3 con la Rieti, 3 con l'Acqua e Sapone e 1 proprio con questa maglia. Donin, Azzoni in orizzontale, Sutton di prima verso Donin, intercettato il suo lancio. È entrato Gattarelli da ultimo. Felipigno vorrebbe un triangolo che non si può chiudere. Pietrangelo mette il pallone fuori sulla pressione di Felipigno. Altro fallo laterale. Sempre Felipigno alla battuta. Lob sul secondo palo, pallone rimesso dentro.
Sutton non vuole correre rischi e lascia che il pallone scivoli oltre la linea laterale. Poi però la Kame regala praticamente un calcio d'angolo, perché un'altra rimessa ma attaccata alla linea di fondo alla squadra di Antonelli. Puntata forte, non si lascia sorprendere Pietrangelo. Azzoni sterza e poi sbaglia il tocco per Sutton. Dovrebbe essere rimessa dal fondo. Selusio avanza, si allarga di Stanio, riceve il portiere della Feldi, che poi decide di tornare tra i pali. Felipigno si accentra, Selusio, puntata che termina sul fondo. Ci ha provato Giancarlo Selusio, brasiliano, autore già di 6 gol in carriera alla Kame Treviso e di 5 gol stagionali, 4 in campionato, 1 in Coppa, in questa sua quinta stagione alla Feldi Eboli. Selusio che ha anche vinto un mondiale col Brasile. Sutton non filtra la sua verticalizzazione, già Paviera si accontenta della rimessa. Sutton, Azzoni, Donin. Giappa viene a prendersi il pallone tra le linee, si allarga, zona tiro, finta di Giappa Vieira che poi cerca l'imbucata per Sutton, chiude la Feldi Eboli, primo corner della partita. Sutton alla battuta, cerca Giappa Vieira, rimessa laterale, l'ultimo tocco di un giocatore della Feldi. Provano a farsi sentire sugli spalti i sostenitori della Kame. Azzoni, destro respinto, attenzione alla possibile ripartenza della Feldi con Felipigno. Pietrangelo. Fallo laterale. Imbucata Felipigno, fermato. Caponigro lascia Gattarelli, è un tiro in porta il suo, che termina sopra la traversa senza che nessuno l'abbia toccato. Inquadrato il numero 7, Caponigro. Pietrangelo, lunghissimo per l'ex di questa partita, André Ferreira, che nel 2018-2019 ha vestito la maglia della Feldi Eboli segnando 10 gol e che in carriera ha già segnato alla Feldi. Attenzione adesso a questa chance all'improvviso che ha sorpreso anche la regia, con Gargantini che si era avventato in pressione su Felipigno e ha guadagnato un calcio d'angolo, il secondo nella gara della Kame Treviso. Gargantini prende posto in area di rigore, si va fuori da Azzoni, poi cerca proprio Gargantini, passaggio potentissimo, non può metterlo giù l'ex Petrarca. Selusio sul secondo, Pietrangelo fondamentale, Caponigro, non è finita, conclusione che decolla. Rivediamo la ripartenza della Feldi Eboli. Selusio, pallone molto intelligente e molto pericoloso sul secondo palo. Ci ha messo una pezza, però, come accade quasi sempre, Pietrangelo. Passati 6 minuti e 14 dall'inizio della partita.
André Ferreira sta decidendo il gol dopo 15 secondi di Chiapa Vieira. Azzoni in avanti per Gargantini, non controlla il numero 96 che a maggio con la maglia del Petrarca ha segnato alla Feldieboli. André Ferreira col mancino verso Gargantini, il rimpallo non gli dà ragione. Gattarelli rischia tantissimo, un pallone in orizzontale, e poi va il cambio per far entrare Venanzio. Di Stasio, Kenji, Lavrendi, si alza la pressione della Kame. Lavrendi prova ad andare via, Kenji con la sua qualità, ancora Kenji, si dimentica il pallone stavolta e Azzoni ci mette la punta. Kenji, Venanzio sposta e va al mancino. Pronto un doppio cambio per la Kame Treviso. Torna in campo dopo una lunga assenza Perazzetta. Kenji trova la risposta di Pietrangelo. Poteva fare meglio da lì l'ex Sandro Abate, che forse non si aspettava che passasse quel pallone, ma ha avuto sul piede il possibile 1-1. Numero 13 della Feldieboli, che adesso si fa vedere. Feldi che rischia nella costruzione, però ne esce bene e va un passo di nuovo dal pareggio. Ci deve mettere una pezza Pietrangelo sul destro di Calderolli. Che parata del portiere della Kame Treviso. Esteticamente non perfetta, ma sicuramente molto efficace. Ancora Pietrangelo chiamato all'uscita. Sempre Feldieboli in possesso palla. Lavrendi scarica, accenna un blocco per favorire Calderolli. Chiude Perazzetta. Venanzio va a sbattere contro Azzoni, si alza Gargantini. Kenji con l'esterno per Calderolli, ancora calcio d'angolo. 2-2 la situazione dei corner, 1-0 quella del punteggio. Calderolli fuori, destro impreciso di Venanzio. Pietrangelo in direzione Gargantini, lotta Venanzio, poi ancora Gargantini a fermarlo. Kenji all'indietro, Calderolli, lancio, quasi un tiro in realtà. Pietrangelo blocca senza problemi. Sutton verticale, poi di nuovo Sutton. Gargantini ancora per il proprio numero 10. Scarico, stavolta è la Feldi che si alza in pressione. Pietrangelo sbaglia il lancio di prima, però si spalanca un'autostrada per Sutton, ma arriva il fischio dell'arbitro. Le proteste del numero 10 rivediamo, perché poteva essere una chance enorme. L'intervento di Sutton è deciso e con il piede a martello, però prende il pallone. Chiamata molto al limite. Quasi a metà di questo primo tempo. Anticipavamo prima il ritorno in campo di Perazzetta.
Dopo una lunga assenza, Perazzetta cresciuto nel vivaio della Kame. Comunque ha debuttato a 16 anni. Ancora in cerca del primo gol in questa stagione. Felipinho, è uno schema che però non dà grandi frutti. Calderolli, André Ferreira continua a dargli fastidio e poi gli strappa il pallone. Gargantini all'1 contro 1, può puntare Gargantini, fermato da Felipinho. Sutton, André Ferreira, esce Donin, torna in campo Perazzetta, che proprio l'anno scorso punì la Feldieboli. Fallo laterale. Calderolli, cambia gioco per Felipinho, supera Perazzetta, ma c'è tanto per cambiare. Pietrangelo, sempre attentissimo. Felipinho, fuori per la conclusione di Gattarelli. Pietrangelo, sempre decisivo. Terzo corner per la squadra di Antonelli. Simone Zanfino va a parlare con Giappa Vieira. Calderolli sul secondo palo e il pallone in qualche modo entra in porta. Non è stato di Gattarelli l'ultimo tocco, con tutta probabilità si è trattato di un'autorete, forse di André Ferreira. Proprio l'ex l'ha infilata nella propria porta, anticipando Gattarelli. 1-1, tutto da rifare per la Kame Treviso. Pietrangelo, lancio lungo intercettato. André Ferreira sulla sua verticale. Giappa Vieira prova ad accentrarsi anche di forza. Poi lo scarico per Sutton. Doppio passo, apertura, Perazzetta. Gli rimane un po' il colpo in canna. La Feldi si salva. Sutton, ancora l'1 contro 1, solita finta e controfinta. Sutton va via sul fondo, poi se l'allunga troppo. Subito la pressione alta della squadra di Silvio Rocha, che porta all'errore della Feldieboli. Rimessa di cui si incarica Perazzetta. Pronto a entrare Donin. Giappa Vieira protegge, non può girarsi, poi scarica e non riceve il passaggio di ritorno. Felipinho, è un 3 contro 1 per la Feldieboli, che gestisce malissimo questa possibile ripartenza. Donin, Selusio si alza su di lui. Donin costretto ad andare da Giappa Vieira, in palleggio addirittura il capitano della Kame. Apre a destra, si torna da Giappa Vieira, conclusione con la punta da parte di André Ferreira. Blocca senza problemi di Stanio. Felipinho guadagna metri. Sutton ha capito tutto, c'è André Ferreira sul secondo. Sutton lo vede e lo serve per il 2-1 della Kame Treviso, che torna avanti con il gol dell'ex André Ferreira. Fa tutto benissimo Sutton, riconquista il pallone, alza la testa, attende il momento giusto e con il contagiri d'esterno serve André Ferreira.
Chiamato il time out dalla squadra di Antonelli. Time out con le telecamere che ci mostrano ora Silvio Rocia, pochi istanti fa Antonelli. (8:23) da giocare in questo primo tempo, con la Came Treviso avanti 2-1 grazie alle reti di Giappa Vieira e André Ferreira. Matteus, Selusio, ancora il numero 77, Azzoni lascia scorrere. Vediamo se il pallone è uscito sul fondo in fallo laterale. Sarà rimessa dal fondo. Pietrangelo. Sutton non chiude l'1-2 con Donin. Di Stanio. Con la punta lancia Matteus, che poi gli dà un'occhiataccia. Donin. Sutton sbaglia la verticale, ci mette una pezza ma solo per un attimo. Selusio trova una deviazione che vale il quarto calcio d'angolo nella partita della Feldieboli. Conclusione al volo imprecisa, con il pallone che termina sul fondo. Inquadrato Giacomo Azzoni. Un gol alla Feldieboli per lui 5 anni fa, sempre con la Came, in questa che è la sua 7ª stagione con lo stesso club. In precedenza ha giocato con Asti, Pescara, Meta Catania in Serie A, anche con la Fenice Venezia Mestre in Serie B. Terzo corner per la Came Treviso. Sutton cerca l'imbucata che non passa. Può ripartire la Feldieboli. È scattato Matteus. Pietrangelo 3 volte. Non è finita ancora Pietrangelo. In qualche modo la Came Treviso, che poi commette fallo, si è salvata. Ma Pietrangelo ha fatto 3 parate in un secondo. Rivediamo 1, 2 e 3 su Matteus. Poi c'è stato il salvataggio di Azzoni e Donin ha rischiato tantissimo, perché il fallo lo commette per 1 centimetro fuori area. No, non ha salvato Azzoni, ha salvato Giappa Vieira. Fischia l'arbitro. Felippigno addosso al muro, eretto da Pietrangelo. Kenji sfida Azzoni. Occhio alla sua abilità nell'1 contro 1. Va all'indietro, Venanzio. A sinistra Calderolli. Ancora Venanzio. Felippigno, Kenji, Felippigno. Calderolli, possesso ipnotico della Feldieboli, che colpisce il palo con Calderolli. Sposta, calcia. E stavolta non ci sarebbe potuto arrivare Pietrangelo. Donin.
Duello con Lavrendi che riconquista il pallone. Sutton provvidenziale, di nuovo Lavrendi. Non è finita, rimpallo, calcio d'angolo. Quinto corner per la squadra di Antonelli. Mentre vedete le indicazioni di Silvio Rocia ai suoi. Contatto. Forse si dovrà ripetere la battuta del calcio d'angolo. È finito a terra Caponigro. Dodicesima stagione con questa maglia. Calderolli fuori. Conclusione Donin. Con lucidità la lascia scorrere. Pietrangelo con le mani intercetta Calderolli, non ci può arrivare Gargantini. Caponigro aggira Sutton e calcia. Pietrangelo, riflesso stratosferico. Non era all'incrocio dei pali, ma era una conclusione potentissima di Caponigro. Altra grande parata. Calderolli. Ancora fuori, ancora a destro. L'ultimo a toccare è stato Venanzio. Lancio lungo, come sempre a cercare il pivot. La sfera che termina fuori. Kenji. Ecco la pressione della squadra di Silvio Rocia che alterna momenti di attesa, momenti di pressing. Di Stanio nega il 3-1. All'improvviso si erano alzati in 3 della Came Treviso e Di Stanio ha dovuto dire no. Altro time out, stavolta chiamato da Silvio Rocia. Quando siamo a 5 minuti e 51 di tempo effettivo dal termine della prima frazione. Came Treviso avanti 2-1 grazie ad André Ferreira e Giappa Vieira. Questo gioco anche di rime al Palacicogna. Per il momento inutile per la Feldieboli l'autogol dell'ex André Ferreira. Si torna in campo. Con il fallo laterale a disposizione della squadra di Silvio Rocia. Gargantini finisce giù e poi commette fallo nel tentativo di giocare da terra. Kenji. Calderolli tra le linee. Venanzio, di nuovo Calderolli. Kenji raddoppiato al numero 13, la perde Sutton. Di Stanio, c'era Donin tutto solo. Gargantini e Sutton in 2 a pressare Kenji. Azzoni dalla distanza, stavolta a destro murato. Kenji insegue il pallone. Sutton. Donin la perde in modo regolare, può approfittarne la Feldieboli con questo destro murato e forse l'ultimo tocco è stato di Kenji. Sutton. Azzoni, ancora Sutton. Donin. Azzoni. Lancio lungo, intercettato Caponigro. Prova a girarsi. Non inquadra la porta. Vediamo se c'è stata una deviazione. Sembrerebbe di sì.
con il pallone che termina. Sembrerebbe fallo laterale. No, calcio d'angolo. Calderolli, Caponigro. Ancora Calderolli. Con l'esterno non filtra. Ancora Calderolli sul secondo per la conclusione al volo, salvata da Azzoni sulla riga di porta. Ha negato il gol a Kenji. Proprio Kenji. Si appoggia a Venanzio. Caponigro. Si accentra. Caponigro fortissimo. Ma fuori. Rivediamo l'iniziativa di Caponigro. Sutton, fallo commesso da Calderolli. Andre Ferreira. Gargantini gli tocca il pallone Venanzio. Però poi la sfera carambola anche addosso a Gargantini. Felipigno. All'indietro Venanzio. Calderolli. Venanzio per Selusio. Sutton. Felipigno. Venanzio. Ancora Felipigno. Meno di 4 minuti al termine. Gran manovra della Feldieboli, che era uscita alla grande e adesso ha guadagnato un corner. Venanzio, pallone dentro. Sutton allontana senza problemi. È già quota 7 calci d'angolo la squadra di Antonelli. Di Stanio per Felipigno. E allora i corner diventano 8. (3:24 da giocare). Selusio fuori per il mancino di Felipigno. Cosa ha preso Pietrangelo? Ha messo il mantello. Volo da supereroe per negare il gol a Felipigno. Lob. Lavrendi. Altro mancino intercettato da Pietrangelo. Poi Giappa Vieira. E calcio di punizione. Felipigno. Selusio all'indietro. Felipigno. Avanza. Poi scarica. Di nuovo Felipigno. Imbucata. Ancora al 22. Altra imbucata. Destro. Calcio d'angolo. Ci ha provato Lavrendi. Matteus sul secondo palo. Movimento a mezzaluna del numero 16, che poi coinvolge Di Stanio. Matteus.
Felipinho dentro, con 3 passaggi, la Feldi Eboli ha trovato il pareggio, ha segnato Lavrendi a 2:28 dalla fine del primo tempo. Quarto gol stagionale, il terzo in campionato. Aveva già punito la Kame Treviso con questa maglia l'anno scorso, si ripete. E fa 2-2. Giappa Vieira, il pallone ha già superato la linea. Sutton si accentra, può anche calciare. Non se lo fa ripetere 2 volte. Non inquadra la porta. Quadrato generoso di Stanio. Mentre qui rivediamo la soluzione di Sutton. Di Stanio che oggi sostituisce Dalcin. Felipinho, Giappa Vieira. E dato che stavamo parlando di Di Stanio, per lui anche un gol in questo campionato. Felipinho. Chiusura da parte di André Ferreira. Mateus. Scarica, contromovimento, ancora Mateus. Perazzetta. Gli oscura la visuale. Poi telecamere che indugiano sul classe 2005. Ha negato la rete all'ultimo arrivato in casa Feldi Eboli. Brasiliano Mateus. Già segnato 8 gol alla Kame Treviso nella sua esperienza in Italia. Felipinho, controllo. Non ha più spazio per liberare il destro. Anzi il mancino, scusate. Perazzetta. Pietrangelo. Fallo laterale. Sutton. André Ferreira. Ancora Sutton. All'1 contro 1. Si accentra, va in orizzontale, conclusione Giappa Vieira. Non è riuscito a metterla dentro. Aveva calciato André Ferreira. Rivediamo. Sutton allarga, André Ferreira. Era tutto giusto. Pietrangelo in anticipo, poi conclusione. Salvataggio miracoloso della Kame Treviso. Si allarga Di Stanio. Servito l'estremo difensore della Feldi. Poi va lungo Sutton. Altra chiusura provvidenziale. Gattarelli intercettato il suo destro. Siamo entrati nell'ultimo giro di orologio di questo primo tempo. 2-2 tra Kame Treviso e Feldi Eboli. Gattarelli. Di Stanio nel cerchio di centrocampo. Si fa incontro Gattarelli. C'è sempre Di Stanio in appoggio. Ignorato, si va da Mateus. Felipinho. Giappa Vieira in chiusura a 23 secondi dalla fine. Entra in campo Gargantini insieme a Donin per i titoli di coda di questa prima frazione. Calderolli forte in mezzo. Aveva trovato Gattarelli. Tutto solo il numero 4. Non ha indirizzato verso la porta. Pietrangelo. Imprendibile questo pallone per Gargantini. Di Stanio. Corto per Gattarelli. In avanti. Sbaglia il numero 4. Ancora in cerca del primo gol in campionato. Sutton. Punta.
Poi cerca l'imbucata per Gargantini. 6 secondi. Ultimo pallone del primo tempo. Ce l'ha la Kame. Sta arrivando Donin. Però l'arbitro blocca tutto. Sutton. Tocco, Donin. Ancora Sutton. Destro respinto. Sono 2 secondi adesso al termine. Anche in questo caso si andrà per forza di cose alla conclusione, che arriva André Ferreira in caduta, scheggia al palo all'ultimo secondo del primo tempo. Va addirittura vicino alla doppietta. Lui che è stato un grande protagonista, visto che ha fatto un gol
Bentornati al Palacicogna di Ponzano Veneto, quasi tutto pronto per il secondo tempo di Came Treviso Feldi Eboli, una prima frazione divertente che si è chiusa sul punteggio di 2-2, vantaggio flash della Came Treviso con Giappa Vieira, mentre adesso arriva il fischio dell'arbitro, poi pareggio della Feldi Eboli con l'autogol di André Ferreira che poi ha segnato il 2-1, 2-2 realizzato da Lavrendi. Donin, Giappaviera, ancora Donin, scarica per Giappaviera che non chiude il triangolo intelligentemente perché non c'era più spazio, poi in pressione insieme a Sutton, pressione che è fallosa. Rivediamo. Prova a passare in mezzo a due Lavrendi, non ci riesce. Kenji si appoggia a destra, conclusione bloccata da Pietrangelo. Donin cerca l'imbucata e corre un grande rischio perché trova l'opposizione di Lavrendi e la sfera che non termina distante dalla porta. Classe 2004 Lavrendi, autore appunto del 2-2. Prima stagione alla Feldi Eboli, arrivato dalla Sandro Abate, l'anno scorso 7 reti, mosso i primi passi nell'Assigato. Giappaviera, suolata intelligente di Stanio, alza in calcio d'angolo il sinistro di Donin. Il secondo tempo è iniziato da poco più di un minuto. Altro mancino di Donin, respinto stavolta dalla difesa. Donin parte terza e anche stavolta trova la rete. Venanzio si complica la vita, poi ricomincia da Di Stanio. Lavrendi in due su di lui. Calderolli, di nuovo Lavrendi. Calderolli con l'esterno. Kenji va via, poi vede l'arrivo di Venanzio dall'altra parte, non riesce a servirlo. Stavamo dicendo di Lavrendi, primi passi nell'Assegato, calcio 11, dove si è guadagnato la convocazione della rappresentativa calabrese. Destro Donin. Non ha parato Pietrangelo, è stato abbattuto Azzoni. Rimane giù il numero 20. Noi possiamo finire il discorso di Lavrendi, convocato dalla rappresentativa calabrese per il torneo delle regioni. Torneo delle regioni calcio a 5, ci correggiamo. Si trasferisce poi nella capitale, dove ha giocato 5 anni, nella Roma Calcio a 5, uno in under 17, segnando 22 gol da sottoetà, e poi 4 in prima squadra in A2, poi Sandro Abate, e infine appunto Feldi Eboli. Per lui anche un'esperienza con la maglia azzurra, esperienza di rilievo nel 2023, europei under 19. Esce Azzoni un po' intontito dal meteorite che gli è arrivato sul volto. Qui André Ferreira si spiega con Sutton e il gioco può ricominciare. Di Stanio cerca Lavrendi, Sutton non evita il fallo laterale. Calderolli
Si sgancia Venanzio. Ottimo il movimento. Ottime anche le tempistiche con cui si è smarcato. Non ha inquadrato la porta. Pietrangelo. Sutton. Si accentra. Poi scarica per Donin. Giapaviera. Sutton. Donin sbaglia l'appoggio. Sarà rimessa per la Feldieboli. Kenji costretto ad andare da Calderolli in orizzontale per Di Stanio. Sutton di testa, Giapaviera. Lotta molto fisica con Venanzio. Da terra riesce a scaricare per Sutton. Donin ha un po' di campo. Prova a prenderselo, si accentra. Donin. Mancino impreciso. Calderolli. Si alza André Ferreira. Si alza anche Donin. Ne esce la Feldieboli. Commette fallo la Came Treviso. E arriva anche il primo cartellino giallo della partita per l'irregolarità commessa su Calderolli. Rivediamo. Fallo tattico di Giapaviera. Gattarelli. Si propone il numero 4. Il pallone termina fuori. Giapaviera. Protegge. Trova André Ferreira. Di Stanio. Conclusione né angolata né potente. Sutton. Quasi sempre gli capita nel posto giusto al momento giusto. Poi fallo netto di Selusio su Donin. Sutton. Donin alza la testa, trova Giapaviera, riesce a girarsi, finta, Giapaviera, gli rimane il pallone un po' a metà strada. Attenzione qua a questo possesso recuperato da André Ferreira che va a sbattere contro Di Stanio. Provvidenziale l'intervento dell'estremo difensore della Feldieboli. Ha rischiato tantissimo. Quando la Came decide all'improvviso di alzare il proprio baricentro è sempre pericolosissima. Gran parata di Di Stanio. Gargantini si gira e incrocia sul fondo. Gran lavoro da pivot di Gargantini. Di Stanio. Pietrangelo di testa. Poi Felipigno, ma ha capito tutto André Ferreira. Ancora Felipigno a pressare. Selusio, non c'è fallo. Selusio sull'esterno della rete. Poi lancio troppo lungo per Gargantini. Fallo laterale per la Feldieboli. E stavolta la rimessa invece per la Came. Sutton. André Ferreira, ancora Sutton. Donin cerca Gargantini, non lo trova. Sutton. Fuori André Ferreira, ancora Sutton.
Ce l'ha sul piede meno nobile Donin. Chiama in causa Pietrangelo. Lancio lungo verso Donin, che non arriva a destinazione. Caponigro a battere la rimessa laterale. Di nuovo rimessa, gioco molto spezzettato adesso. Gargantini, tante imprecisioni quando sono passati poco più di 5 minuti effettivi in questo secondo tempo. Chiusura di Pirazzetta, uno dei tanti giovani sfornati dalla Came Treviso, che oggi ha convocato anche Davide Pillon dell'Under 17. Venanzio, stranissimo rimpallo con la sfera che termina sopra la traversa. Ha potuto solo guardare Pietrangelo. Rivediamo. Conclusione, Pietrangelo addosso a Venanzio. Il pallone colpisce anche la parte superiore della traversa. Prima vera chance della Feldi in questo secondo tempo, che ha approcciato meglio la Came. Gargantini alza uno strano campanile messo giù da Felipigno. 3 contro 2 a disposizione per la squadra di Silvio Rocia. Selusio, e adesso la ripartenza per la Feldi Eboli ed è addirittura un 3 contro 1. Venanzio perde il tempo sia per calciare che per servire i compagni, ma non è finita. Selusio col colpo sotto. Gioco fermo però. È rimasto a terra Venanzio, che sostiene di aver subito un colpo. Rivediamo. Non sembra esserci un'irregolarità. Cadendo è andato a sbattere contro André Ferreira, che stava tornando in difesa. Mentre qui rivediamo Selusio. Fantastico intervento su Sutton. Regolarissimo. Poi Venanzio poteva gestire molto meglio di così il contropiede. Si rialza anche Sutton. Un po' zoppicante. Rivediamo. Però sembra un problema muscolare, ed è una pessima notizia per la squadra di Silvio Rocia. Azzoni, André Ferreira, pressato, Perazzetta, va via, messo giù. Tutto regolare, secondo i due arbitri. Sembrava un fallo netto sul numero 17, ma si gioca. Calderolli studia la situazione, poi va in orizzontale. Ancora Calderolli. In avanti da Venanzio, che conquista un fallo laterale. Rivediamo. André Ferreira, poi Perazzetta. Era nettamente fallo. Venanzio si alza, Lavrendi riceve. Lavrendi litiga con il pallone nel controllo. Di Stanio. Calderolli. E ora Lavrendi, che può puntare. Sfida Azzoni. Ricomincia Calderolli. Conclusione Gargantini, doppio rimpallo, l'ultimo tocco. E del pivot cresciuto nel Milano calcio a 5.
Perazetta riparte, accerchiato da maglie bianche, arriva stavolta al fischio, il cartellino giallo per Lavrendi, sembrava meno fallo del precedente. È arrivato adesso il provvedimento disciplinare. Vediamo il replay. Trattenuta da parte di Lavrendi, punita non la cattiveria ma il fallo tattico. Un ammonito a testa, Giappa Vieira per la Came Treviso e Lavrendi per la Feldieboli. 2-2 il punteggio. Esce molto dolorante Perazetta, che ha subito un colpo evidentemente a livello di gambe, ma anche se il fallo è stato fischiato per la trattenuta, probabilmente cadendo si è fatto male il numero 17, molto sfortunato in questo avvio di stagione. Si attende l'ok dell'arbitro 1 Andrea Saggese della sezione di Rovereto, che fa rispettare le distanze. Donin imbucata, Gargantini lotta ma perde il pallone. Pietrangelo, lancio lungo di Stanio, sicuro in presa. Anche lui a lancio lungo, anche lui tra le braccia di Pietrangelo. A prendere posizione in avanti Gargantini. Donin si accontenta del rinvio dal fondo. 8 minuti esatti trascorsi in questo secondo tempo. Pietrangelo per Gargantini, anticipato, Lavrendi ci mette la testa, Donin, Gargantini stavolta può proteggere ma perde la sfera. Di Stanio si abbassa, Lavrendi si sbraccia, viene accontentato. Calderolli, pallone termina direttamente fuori. Torna in campo Caponigro. André Ferreira, Azzoni, Donin, così e così il suo stop. Pietrangelo ancora una volta non trova Gargantini. Caponigro con la punta, gran palla per Calderolli, che si allunga il pallone. Donin evita che la sfera esca in fallo laterale. Va al lancio per André Ferreira, commette fallo sugli Stanio in modo involontario, ma netto. Si riparte, Calderolli, il tocco per Mateus, dentro, suolata Caponigro, murato a pochi passi dalla porta, e poi arriva Donin che libera. Aveva approfittato dell'uomo in più momentaneo la squadra di Antonelli. Mister argentino alla sua seconda stagione alla Feldieboli. Soluzione forte in area di rigore. Giappa Vieira prova a ripartire, guadagna un fallo laterale, sembrava suo l'ultimo tocco. Infatti Calderolli voleva battere la rimessa, probabilmente aveva ragione il numero 11 della Feldieboli. Qui rivediamo André Ferreira. Ha avuto una grossa chance, non era facilissimo, si era ritrovato a tu per tu con Di Stanio, se l'erano dimenticato i giocatori della Feldieboli. Donin, finta e controfinta, che fa sedere un giocatore della Feldi ma non trova nessun compagno. Caponigro, occhi negli occhi con Donin, va via Caponigro, Donin lo chiude e l'ultimo tocco è di Caponigro, quasi a metà di questo secondo tempo. Donin con la punta, Gargantini non ci può arrivare.
Inquadrato Antonelli. Ex giocatore, prima che allenatore di futsal. Kenji. Si alza Selusio che riceve. Punta Giappa Vieira che non è un difensore, ma in scivolata chiude Selusio. Probabilmente colpisce anche il numero 77. E ha rischiato. Anche perché, ricordiamo, è già ammonito. Passaggio a rimorchio. Distani guadagna metri. Poi torna a sinistra. Selusio, solita soluzione che aveva portato al 2-2 con il pallone nell'angolo e l'imbucata forte in area di rigore. Sta scaldando Gastaldello. Felipigno per Kenji che non riesce a chiudere il triangolo. Selusio a battere la rimessa. Pallone dentro. Cosa ha sbagliato Kenji? Cosa si è divorato il numero 13? A 1 metro dalla linea di porta. Il pallone in qualche modo era passato e l'ha messa fuori. Errore incredibile. Era stato bravissimo Caponigro con una mezza suolata. Giappa Vieira. Tocca il pallone in rimessa laterale. Kenji. Di Stania. Va a destra la Feldieboli. Poi Selusio. Può ricominciare la squadra di Antonelli. Giappa Vieira riconquista Gargantini. Forse c'è fallo. Inizialmente si prosegue. Poi prova a battere velocemente Giappa Vieira, che avrebbe voluto un cartellino giallo per Kenji. Astuto il numero 13, che ha capito che Giappa Vieira stava battendo velocemente. Poi Giappa Vieira si è buttato per terra, però di base aveva ragione. Donin attaccato da Caponigro. Termina a terra. Giappa Vieira non protegge. Caponigro si gira su se stesso, calcia e trova Pietrangelo. Un po' egoista il numero 7. Era addirittura un 3 contro 1. Non è finita. Kenji fermato. Era stato bravissimo in questo lavoro. E poi c'era solissimo Selusio sul secondo palo. Kenji. Selusio. Felipigno. Caponigro. Se l'allunga, va via, prova a metterla dentro. Pietrangelo, vediamo se riesce a ripartire. La Came Treviso difende con un uomo in meno. La Feldieboli. Gargantini si accentra, vorrebbe un fallo che non c'è. Allora adesso la ripartenza è per la Feldieboli. Donin chiude una prima imbucata. Kenji suolata. Pietrangelo rimane in piedi. Giappa Vieira. Adesso si alzano all'improvviso i ritmi. Conduce, sbaglia Giappa Vieira. Non c'è un attimo di pausa da una parte all'altra. Felipigno fermato da Giappa Vieira. 8 minuti al termine. Rivediamo Kenji suolata. Pietrangelo nettamente il migliore in campo. Calderolli
Si abbassa Gattarelli, si va da Calderolli, tiro cross con il pallone che in qualche modo finisce in porta. Un'altra rete molto simile a quella che aveva portato all'1-1 la squadra di Antonelli. Adesso vale il 3-2 per la prima volta. Mettono la testa avanti gli ospiti. Vediamo se c'è stata una deviazione di Giappa Vieira, probabilmente sì, che inganna Pietrangelo. Deve inseguire la Kame. Per la prima volta in questa partita. Pietrangelo, lancio lungo che termina sugli spalti. Ingannato probabilmente da un tocco di Giappa Vieira. Non fosse così si tratterebbe di un errore abbastanza grave. Altra occasione per la Feldiepoli, con Gattarelli che non trova il tap-in sul secondo palo di Matteus. Giappa Vieira, Gattarelli riesce in qualche modo a spostarlo. Azzoni, Giappa Vieira difende, finisce giù e guadagna un calcio di punizione. Arriva un cartellino giallo, inevitabile per Matteus, che è anche il quinto fallo per la Feldieboli. Rivediamo la chance di poco fa. Calderolli con l'occhio dietro la testa, vede Gattarelli. Poi l'idea era giusta. (7:14 da giocare). Fischia l'arbitro. Va Azzoni sul secondo palo. Poi Giappa Vieira non ha luce per liberare il destro. Azzoni tenta un'altra conclusione, poi Matteus allontana. Lancio di Stanio, quasi come un portiere di calcio a 11, costretto a saltare sopra la testa di Giappa Vieira e poi rimane a terra. Primi passi nel calcio a 11 per lui, nel vivaio della Salernitana, dove è arrivato fino all'Under 17. Poi ha deciso di passare al calcio a 5. Questa è la sua quarta stagione alla Feldieboli, quarta stagione in generale, con il pallone a rimbalzo controllato. Matteus ci prova con la punta. La sua conclusione termina sul fondo. Pietrangelo. Perazzoni. In verticale anticipato Gargantini da Venanzio. Matteus, Lavrendi. Lob aveva visto arrivare Calderolli dalla parte opposta. Non è riuscito a raggiungerlo. Azzoni. Entrato in campo con la maglia numero 7 il giovanissimo Geremia Bui. Prima stagione alla Kame Treviso, classe 2008. In questo momento si alterna tra prima squadra e Under 19, perché è cresciuto nel vivaio della Fenice Venezia Mestre. Poi si è tolto una soddisfazione dietro l'altra. Convocazioni con la rappresentativa Under 15 e Under 17, 4 stage futsal più con la nazionale, una chiamata per la Future Cup, Final Four scudetto Under 17, Final Four scudetto e Coppa Italia Under 19, 2 mesi fa anche convocato per gli europei Under 19 dove non ha mai giocato. Insomma, un gran talento. Calderolli
Sbaglia l'appoggio a Matteus. Azzoni. Si abbassa André Ferreira. Azzoni va in verticale dove ci sono solo maglie bianche, in particolare quella di Venanzio. Prova l'imbucata con l'esterno. Bui. L'ultimo tocco è quello non del numero 7. Azzoni. Gargantini prova ad andar via. Riesce a metterci la punta Matteus. Ottimo spunto di Gargantini. Ha iniziato a giocare a futsal al liceo, partecipando ai campionati studenteschi di calcio a 5. Imbucata dentro, è entrato anche Gastaldello. Pietrangelo preferisce non rischiare nulla e appoggiare il pallone fuori. Lavrendi fa passare il pallone, Calderoli, ancora Lavrendi, Gargantini, provvidenziale, poi fa correre André Ferreira. Arriva l'intervento di Venanzio, che non si scambia complimenti con il numero 3 della Came Treviso. Ora Antonelli lascia il pallone ad André Ferreira, con tutta la sua esperienza anche di futsal giocato. Mosso i primi passi in Argentina Antonelli, nel Parque, un club di Buenos Aires. Poi nel 2000 è arrivato in Italia, giocato con Arzignano, Luparense, Ancona e Perugia, alternandosi tra 2 e Serie A. Anche un'avventura in Spagna con Burrele ed Extremadura. Poi di nuovo in Italia, Teramo, Povoli Team, Cornedo, Arzignano. Ha chiuso la carriera al San Lorenzo. Felipigno, Venanzio. Ostacolato da Gargantini. Calderolli vuole liberare il destro. Viene chiuso il capitano della Feldi Eboli. Dovrebbe essere calcio d'angolo. Il numero 9 della partita della Feldi. Venanzio. Gargantini. Può puntare Selusio. Gargantini si accentra, circondato da maglie bianche, costretto a scaricare. Donin. Zona tiro. Non filtra la sua imbucata. Contropiede della squadra di Antonelli, che chiaramente con un gol in più può giocare di rimessa. Time out. No, scusate. Sirena per il quinto fallo raggiunto anche dalla Came Treviso. Quindi ultimi 4 minuti con entrambe le squadre a 5 falli. Fischia l'arbitro. Venanzio sulla linea di fondo. Doppia cifra di corner toccata dalla Feldi Eboli. Pallone per Lavrendi, respinto. Felipigno. Terzo calcio d'angolo di fila. Stavolta va Selusio, morbido, Felipigno, stop, mancino addosso a Giappa Vieira. Felipigno scambia con Selusio, ancora Felipigno. Provvidenziale André Ferreira. Momento decisivo della partita, 3:40 alla Sirena, avanti la Feldi Eboli, 3-2. Calderolli,
Sono passati i 4 secondi e cambio rimessa. Ora sì che arriva il primo time out del secondo tempo, chiamato da Silvio Roccia. .38 sul cronometro, ancora da giocare al Palacicogna di Ponzano Veneto. 3-2 per la Feldieboli sulla Came Treviso, risultato che confermerebbe la Feldieboli ai piani altissimi della classifica e confermerebbe il pericolo retrocessione per la Came Treviso nello stesso turno di campionato in cui si gioca, tra le altre, il big match tra Napoli e Meta Catania. Altra gara interessante, quella tra Sporting Sala Consilina e Roma. Giappa Vieira, lancio ottimo che trova Donin, poi parata di Di Stanio e Gargantini calcia altissimo, palla millimetrica di Giappa Vieira, stop extra lusso di Donin e poi Di Stanio fantastico su Gastaldello, con una giocata più da calcio a 11 che da futsal. La Came Treviso è andata a un passo dal 3-3. Qui la regia ci mostra ancora una volta lo spunto di Donin, poi Gastaldello fa il massimo e Di Stanio è fantastico. Giappa Vieira restituisce il pallone alla Feldieboli, non con grande convinzione, però prevale giustamente il fair play. Di Stanio per Selusio che non aggancia, portiere di movimento un'altra volta per la Came Treviso, sempre Donin con la maglia azzurra. E stavolta la Feldieboli sceglie la pressione. Gargantini all'indietro per Gastaldello. Imbucata, anticipato Donin, la porta è vuota, Giappa Vieira ci mette una pezza. Donin va a prendere posto sul secondo palo. Gargantini, ora vera e propria prima azione con l'uomo in più per la squadra di Silvio Roccia. Donin, uomo in più che è stato fatale ai veneti nell'ultimo turno. Gastaldello, André Ferreira, Donin, ancora André Ferreira, palla dentro, Gargantini, destro respinto, poi Donin la lascia a Gastaldello, va a prendere posto sulla sua mattonella preferita per accentrarsi e calciare. Gastaldello riceve da Giappa Vieira, torna dal proprio capitano. 2 minuti e 23 ancora da giocare, sempre Gastaldello, zona tiro, cerca l'imbucata, Gargantini ancora una volta respinto, Giappa Vieira trova anche lui il muro di maglie bianche. 2 minuti e 12. Donin, Gastaldello, Giappa Vieira, Gastaldello. Si muove Donin, si inverte con André Ferreira, Giappa Vieira addosso a Di Stanio che non è preciso
La conclusione dalla sua porta. Gastaldello. Donin. 120 secondi da giocare. Giappa Vieira. André Ferreira all'indietro. Gastaldello, sempre lui l'ultimo uomo. André Ferreira che si è scambiato con Donin. André Ferreira duetta con Gastaldello. Donin, André Ferreira. Il controllo è difettoso. Il pallone termina fuori. Poi con esperienza André Ferreira fa perdere un tempo di gioco alla Feldieboli, consentendo di andare al cambio a Pietrangelo. Di Stanio nell'angolo, sponda, arriva Venanzio che non trova l'opposizione di Gastaldello. Il suo tiro si è spento direttamente fuori. Torna in campo Donin. Giappa Vieira, Gastaldello a sinistra da André Ferreira. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco. Gastaldello rischia di perdere un pallone che sarebbe stato sanguinoso. André Ferreira. Gastaldello sposta, va al sinistro, fuori misura. 63 secondi. Di Stanio fa scorrere Pietrangelo, poi dà subito un'occhiata a Donin. È lui che rimetterà il pallone dentro. Vuole evitare in tutti i modi il quarto KO nelle ultime 5 giornate la squadra di Silvio Rocha. Giappa Vieira. Gastaldello pensa al tiro, poi prova il pallone sul secondo che non passa. Gastaldello evita il gol a porta vuota nella Feldieboli, ma perde il pallone. Selusio infastidito da Donin che è sbucato alle sue spalle e gli ha impedito una conclusione pulita. Poteva essere il colpo del KO, invece è ancora viva la Kame Treviso. A 30 secondi dal termine. Donin per Gastaldello. Deve tentare il tutto per tutto. Gargantini. André Ferreira tiene vivo un pallone difficile da gestire. Gastaldello, ancora Giappa Vieira. Scorrono i secondi, ne mancano 15. Gastaldello, André Ferreira, Giappa Vieira, sempre lui in possesso del pallone all'altezza della linea di fondo. Lotta, attacco, André Ferreira, anche lui col tacco. Scaraventa il pallone fuori la Feldieboli. 3 secondi, non può fare altro che calciare la squadra di Silvio Rocha. Donin forte in mezzo e arriva la sirena. La Feldieboli passa al Palacicogna di Ponzano Veneto per 3-2 al termine di una partita molto combattuta, molto più di quanto lasciassero pensare i pronostici, lasciasse pensare la classifica e soprattutto lasciassero pensare i precedenti, visto che la Kame non batte la Feldi da più di 7 anni. Era il febbraio 2018. Non sfata il tabù la squadra di Silvio Rocha, che si deve inchinare, quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate. E mentre scorrono le immagini dei saluti da Luca Pellegrini e dal Palacicogna, è veramente tutto. Grazie per averci seguito. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio 5 per non perdervi il meglio del futsal italiano. Buona serata.